Sportelli della CGIL presi d'assalto da lavoratori ultra sessantenni che chiedono di andare in pensione con quota 100. In queste ore sta accadendo proprio l'invasione dei potenziali aventi diritto o comunque delle persone che hanno ascoltato i telegiornali, gli organi di stampa in queste ore e che ovviamente sono tutti quanti molto curiosi di capire se da una parte possono avere una risposta concreta, reale in ambito pensionistico. Ad alcuni, come dire, siamo costretti a dire che purtroppo non sarà così. Nel meccanismo dei 62 anni di età più 38 di contributi, spiegano dal sindacato, statisticamente ricadono molti dipendenti pubblici, mentre il lavoro privato, specie quello manuale e pesante, risulta penalizzato dai numeri. Mediamente è il mondo dei lavoratori operai, che sono quelli che appunto hanno iniziato magari prima con il lavoro, ma che appunto non si trovano esclusi. Non solo. Anche chi ha raggiunto l'età giusta rischia di andare incontro alla brutta sorpresa una volta contattato lo sportello. Io magari ho 62 anni, per cui penso, se ho lavorato una vita, penso di poter andare in pensione, poi mi rendo conto che la mia stagionalità non mi permette di avere i 38 anni di contributi con cui andare in pensione. Pensiamo a tutto l'agroalimentare, pensiamo ad altri settori, commercio, che come dire, hanno una stagionalità e quindi i lavoratori e le lavoratrici non avranno questa possibilità. Quota 100, sostengono dalla CGIL, è dunque solo un palliativo. Serve una vera riforma delle pensioni che superi definitivamente la Fornero.